Sarà una domenica elettrizzante quella che si giocherà domani nell'ultimo turno di campionato di promozione Girone A. Riguarderanno chi lotta per il salto di categoria e chi per gli spareggi play-out. Per i play-off invece i giochi sono fatti. La Libertas di Racalmuto è costretta a vincere con il Casteltermini per scongiurare il pericolo di un distacco superiore ai 10 punti. Attualmente sono 9 dal quintultimo posto occupato da Camarat. Il ciò significherebbe retrocessione diretta. In questo caso tutte le altre sarebbero salve, senza lo svolgimento dei prossimi play-out, Gattopardo compreso. Una situazione davvero drammatica per la giovane compagine di Alessandro De Caro. In questo finale è coinvolto direttamente, anzi indirettamente, l'Olimpica Acregas che affronta proprio il Gattopardo, al quale un semplice pari potrebbe non bastare. Il Villabate è infatti un punto sotto e teoricamente potrebbe vincere con il Saleme mettendo nei guai la squadra di Pietro Alotto. Ma ripetiamo che tanto dipende dallo scontro Libertas-Casteltermini. Ricordiamo che per disposizione della LND tutte le gare dovranno giocarsi in contemporanea alle ore 16 e solo alla fine dei 90 minuti si potranno trarre le conclusioni. Ritornando invece alla sfida con il Gattopardo, l'Olimpica Acregas potrebbe effettuare un turnover, onde evitare infortuni e qualche squalifica, ma si deciderà qualche istante prima di scendere in campo. Sia il coach biancazzurro Fassone che qualche giocatore, su tutti Emiliano Bellavia, sono degli ex di questo derby, mentre da parte palmese lo stesso tecnico Pietralotto è stato biancazzurro per qualche tempo. Quest'ultimo comunque non potrà sedere in panchina perché appiedato dal giudice sportivo sino al prossimo 10 aprile, mentre il biancazzurro Locurto è stato diffidato. Il giovane Gattopardo proviene dalla bella vittoria esterna di Monreale e ciò significa che sta attraversando un buon periodo di forma. Ed è a sottolineare l'importanza della posta in palio, ad arbitrare la partita sarà un direttore di gara proveniente dal nord Italia. Si tratta di Mattia Zambon di Conegliano Veneto, il quale verrà assistito da Sebastiano Antonio Grasso e Franz Joseph Grasso, entrambi della sezione di Acireale.